buonasera a tutti. Siamo ritornati sugli argomenti della transizione ecologica. Questo cammino verso chiaramente un mondo più tutelato nell'ambiente, più rispettato e soprattutto con una serie di obiettivi che sono molto importanti, che sono quelli del recupero e risparmio delle risorse per cercare appunto di mitigare anche i fenomeni di mutamento climatico piuttosto che i fenomeni di inquinamento. La transizione ecologica è uno dei temi dell'Agenda 2030 e non è l'unico tema, e direi che va a braccetto ed è molto collegata a quella che è tra l'altro in voga e anche molto più conosciuta come transizione digitale. L'abbiamo visto anche in piena pandemia con sistemi di identificazione, con il riconoscimento, voglio dire, se hai o non hai la mascherina, se avevi o non avevi la mascherina. E la transizione digitale prevede tutta una serie di dispositivi, di sistemi per cercare di avere un'interazione uomo-macchina e soprattutto di automatizzare alcuni processi di identificazione, per esempio. Identificazione può essere vocale piuttosto che facciale, per controllo degli accessi, per cercare di smistare telefonate. Lo faremo e cercheremo di parlare soprattutto di quella che è un'altra rivoluzione all'interno di questa transizione digitale che viene definita Industria 4.0, 4.0, poi vi spiego il significato. Lo faremo con un gradito ospite di Vocalap, è il tecnico Giovanni Zilio. Grazie di essere qui e ci parlerà di come cercheremo, voglio dire, di parlare di come un'azienda, anche un'azienda piccola media impresa, può cercare di gestire grossi carichi di chiamate al centralino, smistarle, gestire appuntamenti e quant'altro in maniera automatizzata. E questo è effettivamente uno dei temi saldi, dei temi importanti di quella che è l'Industria 4.0. L'Industria 4.0, poi abbiamo anche preparato un video, è la quarta rivoluzione industriale. Quarta rivoluzione industriale è un parolone importante. Quali sono state intanto le altre rivoluzioni industriali? La prima rivoluzione industriale, secolo scorso, anzi l'altro secolo, fine 800, è stata l'introduzione della macchina a vapore, quindi dalla forza animale, quindi dai cavalli, infatti si misura ancora in cavalli vapore la potenza, quindi dalla forza animale alla forza meccanica del vapore. Questa è stata la prima vera e importante rivoluzione che c'è stata e ha portato notevoli, importanti progressi, tipo il treno a vapore, quindi larghe, lunghe distanze, non c'era più bisogno di centinaia di cavalli, migliaia di cavalli che portassero avanti piccoli carichi, e chiaramente è stata un qualcosa di importante. La seconda rivoluzione industriale nei primi del Novecento è stata l'introduzione dell'energia elettrica. L'energia elettrica è stata la più grande e la viviamo tuttora perché funziona quasi tutto, adesso anche le auto elettriche sembra l'ultima frontiera che dovranno sostituire le auto a motore endotermico, quindi è servita l'energia elettrica a sostituire quindi una parte di trazione, una parte di mobilità di motori da motori a combustione e motori, voglio dire, con trazione a vapore a motori elettrici, con tutto quello che poi ha comportato, con uno sviluppo che è stato importantissimo nell'industria. E chiaramente questo grosso cambiamento, questo grosso sviluppo ha sentito l'esigenza negli anni 70-80 di avere una accelerazione sui processi di automazione. Automazione che è stata vista come automazione principalmente meccanica, elettromeccanica, elettronica, e quindi l'elettronica è praticamente stata la terza rivoluzione industriale. Ma allora cos'è la quarta rivoluzione industriale? Visto che insomma l'elettronica ormai c'è con i microchip, c'è dappertutto, c'è in qualsiasi dispositivo che utilizziamo, qual è la novità della quarta rivoluzione industriale?
La quarta rivoluzione industriale, l'industria 4.0 come viene chiamata, è la digitalizzazione. La digitalizzazione significa praticamente tutto quello che il mondo internet e il mondo soprattutto digitale riesce a dare per automatizzare i processi e tutto quello che il processo può dare come ritorno, come informazioni per cercare praticamente di recuperare le famose risorse, quindi avere meno impatto sull'ambiente, meno impatto chiaramente sui mutamenti climatici e cercare di arrivare praticamente a quella che è una, chiamiamola, assistenza da parte digitale di quella che è la produzione o i processi produttivi. All'interno dei processi produttivi e soprattutto nelle organizzazioni, in tutte le aziende, il processo produttivo è e viene chiaramente e proviene da una organizzazione che in tutte le aziende ha la parte amministrativa di ufficio e ha un front office praticamente con la parte di clientela piuttosto che i fornitori e quant'altro. Su questo argomento, e su questo quindi è un argomento che interessa a 360 gradi e su qualsiasi tipo di azienda, quindi l'azienda, anche la PMI, che ha magari grossi volumi di gestione di chiamate piuttosto di gestione di grossi volumi di interlocuzione con i propri clienti, anche su questo si può cercare di automatizzare. Siamo stati abituati, adesso cercherò un attimo di farvi spiegare dal nostro gradito ospite, siamo stati abituati al risponditore automatico che diceva pizza il tasto 1, pizza il tasto 2 per essere trasferiti da qualche parte, ma c'è il riconoscimento vocale, c'è anche tutta la parte voglio dire, di intelligenza artificiale che sta adesso diventando poi la quinta rivoluzione industriale che ho visto l'immagine che mi ha praticamente dato la regia, e quindi praticamente quello che potrebbe essere oggi gestito H24 e al 100% delle chiamate senza avere 100 operatrici e senza avere chiaramente grattacapo poi di organizzazione di personali, turni e quant'altro, può essere gestito direttamente da un sistema che adesso ci spiegherà il nostro ospite Zilio. Cos'è appunto questo operatore virtuale, cos'è, come si comporta con le chiamate e soprattutto poi come voi imperniate la vostra analisi all'interno di un'azienda per dare il massimo di risposta alle esigenze? Beh, innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori e grazie ingegnere di questo invito molto gradito. Una piccola premessa per far capire un po' a tutti i livelli che cosa significa operatori virtuali. Operatori virtuali, la descrizione è sicuramente un software che comprende il linguaggio naturale e dialoga con l'utente in forma naturale, perciò come noi parliamo normalmente, in una forma interattiva sia vocale che testuale, tramite tutti i canali che sono a disposizione della nostra capacità interattiva digitale, perciò la parte telefonica, tanto quanto la parte di messaggistica o la parte web, tutto quello che è, diciamo, i nostri canali di comunicazione, sia in termini di canalità che in termini di linguaggio. Oggi gli operatori virtuali sono una normalità a cui non ci siamo abituati quasi senza accorgerci, cioè ce li abbiamo in casa. Un operatore virtuale è Siri, è Alexa, è quello che abbiamo sopra il nostro tavolino o dentro il nostro smartphone. Lo utilizziamo per scopi ludici, lo utilizziamo per scopi meramente di primo livello, diciamo interattivi, informativi, ma in forma silente questi operatori virtuali stanno accelerando la transizione da una serie di interfacce visive, perciò quelle abituali, computer o testuali fisiche, a una serie di interazioni digitali interattive che permeano il nostro comportamento. Perciò per operatori virtuali intendiamo sicuramente una vasta gamma di soluzioni che hanno lo scopo di facilitare
l'interazione di una base dati o di un servizio, di una necessità che l'essere umano ha e richiedendolo come se lo richiedesse un essere umano. Questo è lo scopo primario. Nella logica dell'utilizzo, diciamo, più aziendale che ludico, come gli esempi che ho citato prima, gli operatori virtuali vengono massivamente utilizzati su due ambiti, l'ambito primariamente telefonico e secondariamente messaggistico. Primariamente telefonico perché oggi gli operatori virtuali telefonici sono maturi, sono soluzioni che si integrano digitalmente in forma dinamica con la base dati aziendali, siano esse gestionali, CRM o quant'altro possa essere necessario per gestire un'interazione umana, vocale tramite l'interazione con un essere umano, per fornire dei servizi verticali, come per esempio smistare le telefonate. Oggi capire la richiesta e smistarla al proprio interno è diventato una soluzione alla portata di chiunque, perciò non più come a suo tempi, anni fa, rivolta solamente alle grandi aziende. Oggi queste tecnologie hanno un costo e una capacità di facilità di integrazione che sono alla portata di qualunque azienda, anche micro, anzi molto spesso le micro aziende sono quelle che hanno più bisogno di queste soluzioni. Perché effettivamente hanno le persone contate, quindi esatto. Giustamente piuttosto di lasciare un buon collega, un buon operatore a rispondere al telefono su cose magari banali o cose scontate, è meglio dedicarlo a fare cose un pochettino più di valore, chiaramente. Quindi è corretto il discorso di dire tutta quella che è una serie di risposte abbastanza banali, scontate, ripetitive, facciamole fare alla macchina, intesa poi non come macchina, voce digitale, nasale, quella brutta che non piace, ma una voce si potrebbe fare anche in dialetto veneto piuttosto che siciliano, ok? Perché è questo anche che mi è piaciuto e ho anche pensato di invitare il nostro ospite, e soprattutto con un ordine, perché è questo che volevo far capire, con un ordine e una sequenza logica che viene da uno studio iniziale, perché la cosa che è stata vissuta in prima persona con l'azienda, una delle aziende che rappresento, è stata una serie di domande molto specifiche di se ti chiedono questo cosa deve fare l'operatore, a chi deve passarlo, piuttosto che cosa deve rispondere, come deve gestirlo. Quindi c'è una sorta di flowchart iniziale. Assolutamente, questo percorso che adesso ha disegnato in maniera molto semplice, è semplice, di fatto l'operatore virtuale è già strutturato per avere delle capacità proprie. Logicamente è come se noi però, visto che la sua funzione è emulare un essere umano, è come se assumessimo una persona fisica e dovessimo in qualche maniera spiegargli le sue funzioni, perciò ha le capacità proprie, ma ha dei compiti a cui io, azienda, desidero che l'operatore virtuale possa espletare. Perciò l'unica cosa che è necessario fare è spiegare all'operatore molto semplicemente, tramite un sistema molto veloce, quali sono i suoi compiti, capire dove andare a prendere la base dati, che possono essere, come dicevo prima, non soltanto una logica di mero digitalizzazione gestionali o altro, ma anche nel mondo reale, cioè in una logica di industria 4.0. Oggi questi operatori si integrano con QR code, con sistemi presenti ed integrati nell'azienda industriale, per rilevare sistemi di allarme, avvisare di questi sistemi di allarme, parlare in questa direzione, cioè una piena integrazione con la vita reale in una logica interattiva multicanale, come ho detto prima, utilizzando tutti i canali che sono a disposizione della tecnologia di oggi. Quindi non è solo un mero front office, quindi una mera risposta all'interlocutore e un passaggio di telefonate, mi pare di capire, ma è proprio una gestione che potrebbe essere di una piccola oppure di una schematizzata operazione. Quella addirittura si potrebbe pensare di dare attraverso una comunicazione telefonica fatta da un operatore che viene riconosciuto da un collega esterno, potrebbe essere addirittura fare avanzare una macchina, aprire un cancello, aprire che ne so, una sbarra per l'accesso,
E quindi veramente di fronte a tutta una serie di cose che già sono entrate, è stata una cosa molto utile quella di fare gli esempi di Alexa e Siri, già sono entrati nella quotidianità, soltanto che vengono utilizzati proprio in maniera ludica. Visti con un'ottica imprenditoriale, possono essere effettivamente una persona dedicata a fare altro, è brutto dire una persona in meno perché non è così, una No. persona dedicata a fare altro, cose chiaramente un pochettino più di valore, e automatizzato e soprattutto organizzato, perché la cosa importante è questa, che organizza poi il lavoro, effettivamente fatto da questo software, che è effettivamente qualcosa che poi dà un valore aggiunto. Addirittura, su questo poi passo la palla, addirittura se non c'è una risposta si può ricevere la domanda, la richiesta da parte del cliente o dell'interlocutore, questa viene capita scritta, parte un SMS o una mail e uno si trova alla mail direttamente qualcosa di scritto che non sfugge, perché la telefonata poi il sottoscritto che ne riceve magari una di troppo nel momento sbagliato la dimentichi, questa invece non viene dimenticata. Esatto, e anche quando parliamo di aiutare o barra implementare l'essere umano, è finalizzato al valore, cioè questi strumenti hanno il suo valore quando prendono e gestiscono la stragrande maggioranza delle attività ripetitive che sono all'interno di un'azienda e che normalmente vengono espletate da un essere umano che non sono di alto valore per l'azienda. Quell'essere umano però all'interno dell'azienda conosce tutta l'azienda, conosce i grandi valori, che potrebbe fare moltissime altre cose e perciò delegare a questi strumenti la ripetitività noiosa e non quella di valorizzante che l'essere umano è capace. Tutto questo fornendo tutta una serie di servizi verticali. Ne cito solo alcuni ad esempio: la prenotazione di un appuntamento aziendale, la reperibilità H24 di una persona a fronte di un allarme, sia esso che arrivi da un essere umano che lo scateni, sia esso che arrivi da una macchina che attiva l'allarme e il sistema di operatori virtuali va a contattare in forma organizzata, dandogli l'evento, dandogli la descrizione, potendo gestire. Pertanto avere una capacità di diciamo, presidiare H24 l'intero sistema tecnologico aziendale, avendo la sicurezza che nulla viene più perso, non ci sarà mai una non risposta, non ci sarà mai una non descrizione, tutto questo viene diciamo, coperto da una trasparenza operativa che gli operatori virtuali oggi sono in grado di rappresentare all'azienda e soprattutto alla clientela, perciò permettere alla clientela di avere sempre qualcuno che risponde, non che i telefoni squillino a vuoto, ma qualcuno sempre che risponde, sempre con qualità, e l'azienda ha sempre trasparenza su questo. La cosa, ci avviamo verso il termine della puntata, la cosa che mi preme anche sottolineare, perché è un aspetto molto importante soprattutto per il titolare d'azienda o il dirigente, è che permette, essendo poi un software e quindi informatizzato, permette di avere dati che sono sempre importanti, che possono essere dati e sui dati poi si fanno i ragionamenti, si fanno le prospettive, si fanno i budget e si fanno anche, voglio dire, gli investimenti. Quindi ci sono dati che sono il numero di telefonate, le telefonate non risposte, quelle che passano a Tizio e quelle che passano a Caio, quelle che, voglio dire, danno lamentele piuttosto, ed è tutto molto monitorato, senza dover chiedere, guarda, mettiti il blocchetto, segna quando c'è un problema A piuttosto che B, e poi chiaramente non succede perché con tutto quello che c'è da fare i colleghi cos'è che fanno? Se ne ricordano uno, poi le fanno magari a fine giornata, se ne ricordano 3 su 10 e quindi hai sempre un qualcosa di parziale. Questo è l'altro tema, fra l'altro, della transizione digitale e della quarta rivoluzione industriale, è il big data, lo chiamano praticamente, l'elaborazione dei dati, l'elaborazione di tanti dati che ti dà l'informazione poi sintetizzata per prendere la decisione.
Il focus è proprio questo, il punto di arrivo, grazie mille, è proprio questo, il concetto della reale gestione del dato raccolto, perché oggi come oggi abbiamo la capacità di raccogliere, ma non li usiamo i dati raccolti. Questi strumenti invece ci devono aiutare a massimizzare il valore del dato raccolto nella sua singolarità. Vuol dire che nessun dato non ha nessun valore, troppi dati non hanno nessun valore, se non gestiti in una maniera organizzata, pianificata e trasparente. Ecco, questi strumenti aiutano tutte le parti in causa, tutte aziendali, nessuna esclusa, a avere un monitoraggio trasparente e funzionale del singolo dato, che è il cuore pulsante del concetto Industria 4.0, che è la porta di accesso a quello che sta avvenendo verso i nuovi sistemi. Grazie dottor Zilio, grazie ai nostri telespettatori che continuano anzi a appassionarsi di transizione ecologica e transizione oggi digitale. Vi do appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci. Arrivederci.